Amici di Centro Anch'io, ben ritrovati. Vi conduciamo oggi di nuovo qui in corso Giacomo Matteotti per spendere due doverosissime parole su questo favoloso palazzo, Palazzo Bargnani, e accanto la ex chiesa, attualmente teatro, di San Carlino. Centro Anch'io. Nel 1671 venne posata la prima pietra di questo palazzo, su commissione di Gasparo Giacinto Martinengo Colleoni di Pianezza, che aveva acquisito alcuni edifici della zona grazie al matrimonio con Chiara Camilla Porcellaga. Il progetto fu affidato a Giambattista Croppi, già progettista parrocchiale di Capriano del Colle. Il figlio del nobile signore, Pietro Emanuele Martinengo Colleoni, continuò la costruzione, ma fu un'altra famiglia, quella dei Bargnani, ad acquisire l'edificio, a completarlo e a dargli il nome della propria famiglia nel 1764. Il palazzo è un bel edificio di epoca tardo-barocca, con un maestoso portale d'ingresso ed un atrio di gusto piemontese. Pare che Filippo Juvarra, architetto di corte dei Savoia, abbia contribuito al progetto del palazzo con alcuni suggerimenti. I Martinengo erano infatti anche amici dei Savoia. Nell'Ottocento l'edificio passò al demanio austriaco e venne usato in svariati modi. Fino a pochi anni fa era la sede del liceo artistico Olivieri. Accanto alla facciata barocca del palazzo c'è una piccola chiesetta del 1754-1755 chiamata San Carlino. Venne ricavata da una casa ceduta dalla marchesa Marianna Martinengo ai confratelli del Consorzio della Santissima Trinità. Il nome San Carlino è nato per differenziare questa chiesa dall'altra dedicata a San Carlo, che è all'inizio di via Moretto. Il detto dialettale di oggi ha la sua efficacia paro paro anche in italiano. Prima ascolto, poi parlo. Voi, oltre ad ascoltare, a parlare, aspettate anche pochi secondi che torniamo subito. Grazie. Centro Anch'io. Rieccoci qui amici di Centro Anch'io, qui da Palazzo Bargnani in corso Matteotti. Allora, prima ascolto, poi parlo. Facile, no? Dai, andiamo a fare qualche domanda. Se Lodrino fosse al piano, sarebbe al pari di Milano. Sì, invece la mette. Quindi lei è multiproprietario, Lodrino è un capitalista lei? No, non è con N capital, un capanno, capanni. Lavoro era meno. Sì. Sdraiato, simpatico. Da Lumezzane, signor Giovanni, prima ascolto, poi parlo. Che vuol dire? Sempre fatta che. Sì? Te la sbaglia mai. Perché lei è sposato? Certo. E quindi ha dovuto ascoltare tanto. Ma sempre comandato tutti. Anche quello comandai i maestri, anche non abbiamo holdato che comandai i capitani. Mi può dare a comandare la formula. La signora Valeria e il signor Gino, eccoli qua simpaticissimi. Questo potrebbe essere anche in italiano. Prima ascolto, poi parlo. Prima ascolto, poi parlo, che è quello che tanta gente dovrebbe fare. Gino si applica invece. No, sono io che devo fare questo. Lei parla prima. Sì, troppo, parla troppo. E quando lei parla tanto, lei signor Gino che fa? Spacca i maroni. Prima ascolti, poi parli. E tu lo fai? Sì, lo faccio. Ascolto, poi parlo. Capito in Senegal come si fa? Prima si ascolta, poi si parla. Prima ascolta, poi parla. Lo fai con tua moglie? No. No. Dovrebbe impegnarsi di più. Dovrebbe impegnarsi di più, assolutamente. Devi solo ascoltare, non puoi parlare. Sai come sono le donne? Sì. Cioè? Devo dire È facile, no? prima ascolta, dopo parla. Lei è una tipa che ascolta? Sì, Chi? molto, sempre. Chi deve ascoltare, Fulvia? Le figlie soprattutto. Rompipalle impone. Rompono? Sì. Perché? Che va mai bene con quello che faccio. Prima ascolto, poi parlo. Sì, perché se vuoi sapere un po' di intelligenza devi ascoltare. Lei è un ascoltatore? Sì, insomma. Chi ascolta? Ma un po' tutti. Beh, un bel insegnamento quello di oggi. Prima ascolto, poi parlo. Prima ascolta, poi parla. Quindi, insomma, il sapere ascoltare le altre persone è sempre questione di virtù, no? Vuol dire essere intelligenti e anche umili. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao!